Napoleone Bonaparte, 26 anni, scuola militare di artiglieria. È il generale che il direttorio ha posto al comando dell'armata francese destinata al fronte italiano, l'Armée d'Italie. Un esercito di soldati scontenti e male equipaggiati, che però sotto la sua guida combattono con impeto, sbaragliando avversari più forti e meglio organizzati. La campagna d'Italia, iniziata nel 1796, è punteggiata di episodi da trasmettere alla storia, come il perentorio proclama dello stesso generale. Soldati, il governo vi deve molto e non può darvi nulla. Io voglio condurvi nelle pianure più fertili del mondo. Ricche province, grandi città saranno in vostro potere. Troverete onore, gloria, ricchezze. Vi mancherà forse il coraggio? Un anno dopo, il giovane Bonaparte può vantare il curriculum di un veterano, costruito sulle folgoranti vittorie che lo hanno portato a conquistare intere regioni e città. Davanti ai suoi soldati sono già arretrati i piemontesi, gli austriaci e le truppe dello Stato Pontificio. Ora l'Armée d'Italie, forte di 40.000 uomini, incalza sempre più da vicino l'esercito imperiale, che battuto e rincorso per tutto il nord Italia si è attestato lungo il tagliamento. Agli inizi di marzo del 1797, le truppe di Bonaparte scrutano la pianura del Friuli, territorio veneto. Teatro del primo scontro, la storica battaglia del Tagliamento, è il guado che attraversa il fiume in una vasta zona poco distante da Valvasone. Qui, sulla sponda destra, il 16 marzo alle 11 del mattino, Bonaparte riunisce sotto il suo diretto comando tutte le truppe francesi. L'artiglieria sui fianchi dello schieramento, la cavalleria in appoggio alla fanteria. Le stampe e i disegni dell'epoca ci mostrano la battaglia sempre dal punto di vista francese. In primo piano Bonaparte, con i generali Gouilleux, Serrurier e Bernadotte. Più avanti le truppe francesi già lanciate all'assalto. Sullo sfondo le divisioni dell'arciduca Carlo d'Asburgo, in inferiorità numerica, allineate per rallentare l'avanzata dei francesi e non certo per resistere ad ogni costo. Questo grande plastico, con i suoi 1200 piccoli militari disposti sul terreno e fedelmente riprodotti con le divise di allora, offre una visione più completa del campo di battaglia e dei rispettivi schieramenti. Una minuziosa ricostruzione che lascia intuire anche la concitata dinamica dello scontro, nel quale perderanno la vita oltre 200 soldati. L'attraversamento del fiume e l'assalto francese alla riva sinistra, l'occupazione dei villaggi di Gradisca e Goricizza, la ritirata degli austriaci verso est oltre Codroipo. Di quel giorno, un'insolita testimonianza è giunta fino a noi dall'ex voto degli abitanti del villaggio di Pozzo, risparmiato dalle truppe francesi nelle loro scorribande. Il dipinto è un atto di devozione alla Madonna per lo scampato pericolo. In serata, la vittoria dell'armata francese è completa e mentre i soldati si preparano alla prossima avanzata, Bonaparte, rientrato a Valvasone, alloggia in castello, dove si dice abbia dormito nella Camera Bianca. L'arciduca Carlo d'Asburgo, 25 anni, fratello dell'imperatore d'Austria Francesco II, non ha scelta e dispone le sue truppe alla ritirata fino a Tarvisio. Così, la mattina del 18 marzo, l'esercito francese inizia l'invasione dell'intera regione. I generali Murat e Bernadotte occupano, senza incontrare resistenza, la città fortificata di Palmanova, nuovamente in mano alla guarnigione veneziana dopo l'abbandono degli austriaci. Quasi contemporaneamente, un piccolo contingente guidato dal generale Bareguier-Duyé fa il suo ingresso a Udine. Il cielo è sereno, la giornata fresca. Le truppe salgono fino al castello, dove il comandante francese incontra il luogotenente Alvise Mocenigo. Su un'altra direttrice,
il generale Massena conquista una dopo l'altra le cittadine di Spilimbergo, San Daniele, Osoppo e Gemona. In una sola giornata, l'intero Friuli è nelle mani di Bonaparte, ma la prima campagna d'Italia non è ancora conclusa. A quei tempi ero giovane, vedevo il mondo che fuggiva sotto di me ed avevo la sensazione che qualcosa mi sollevasse in alto. Ero giovane allora. Le mura e i bastioni di Gradisca testimoniano la solidità della piazzaforte costruita dalla Repubblica Veneta alla fine del 400 a difesa dei propri territori. Per i soldati francesi un ostacolo inatteso e soprattutto sottovalutato. Il fuoco dei pezzi d'artiglieria sui torrioni, le scariche della fucileria austriaca, la mancanza di scale per arrivare in cima mettono infatti a dura prova il 19 marzo le truppe di Bernadotte. La guarnigione austriaca è preparata alla difesa a oltranza e non cede. Soltanto l'intervento di Bonaparte, che nel tardo pomeriggio minaccia la cittadina con il tiro delle sue batterie collocate sul San Michele, induce gli assediati alla capitolazione. A Gradisca, Bonaparte prenderà alloggio dai baroni Defin, nell'odierno palazzo Defin-Patuna, in via Ciotti. Gorizia, che vediamo rappresentata in queste stampe dell'epoca con le colline e il mondo rurale del circondario, è conquistata il 20 marzo. L'avvenimento è significativo perché è la prima volta che un'importante città dell'impero asburgico viene occupata dall'esercito francese. Per rasserenare gli animi, lo stesso Bonaparte, giunto in città il giorno dopo, rivolge un proclama ai goriziani. Un timore ingiusto precede l'armata francese. Non siamo venuti per conquistarvi, né per cambiare i vostri usi e la vostra religione. La Repubblica Francese è amica di tutte le nazioni. A Gorizia, Bonaparte istituisce un governo provvisorio e prende alloggio in Casa de Grazia, all'angolo tra via Oberdan e Corso Verdi. Bonaparte lascerà Gorizia il 26 marzo per raggiungere le truppe del generale Massena, che insegue l'esercito asburgico verso Tarvisio e l'Austria, mentre sull'altro fronte i generali Murat e Duguay sono già arrivati a Trieste. Il museo della Fondazione Scaramanga di Altomonte conserva una serie di disegni acquarellati che documentano l'occupazione francese di Trieste dalla fine di marzo ai primi di maggio. L'autore, l'architetto Pietro Nobile, allora 24enne, illustra innanzitutto il tentativo della popolazione di organizzarsi per la resistenza armata prima dell'arrivo delle truppe francesi, il 24 marzo, collocando anche un cannone nell'area adiacente il canale. Di fatto la conquista della città avvenne senza conflitti, essendo alla fine prevalso il senso di responsabilità di chi a quei tempi guidava la vita pubblica. Bonaparte giunge a Trieste appena un mese dopo, il 29 aprile, proveniente da Lubiana, dove hanno ripiegato gli austriaci inseguiti da Bernadotte. Lo vediamo mentre con il suo seguito arriva in piazza San Pietro, una zona attigua all'attuale piazza Unità. I disegni del giovane Pietro Nobile, che sarà poi un esponente di spicco del neoclassicismo, sono una testimonianza preziosa per la ricostruzione dei luoghi e degli ambienti. Bonaparte lascerà Trieste già il 30 aprile, chiamato altrove dall'evolversi di nuove situazioni, più politiche che militari, dopo aver trascorso una sola notte in questo palazzo di via Pozzo del Mare, ospite dei Conti Brigido. Una curiosa testimonianza dell'occupazione francese di Trieste è rappresentata da questo ex voto custodito nella casa parrocchiale di San Giuseppe della Chiusa, un piccolo paese del circondario. Il quadro ad olio, opera di un anonimo, descrive lo scontro del 14 aprile tra le truppe francesi e gli abitanti di San Giuseppe, in sloveno Rizmanje, che il giorno prima erano venuti a conflitto con gli stessi soldati, rei di aver profanato la chiesa. È il Venerdì Santo e la battaglia avviene nella zona di Cattinara. In aiuto della popolazione di San Giuseppe, gente comune e contadini,
arrivano dall'altipiano 300 soldati croati e i francesi sono battuti e respinti. Frattanto, le diplomazie sono al lavoro e il 18 aprile 1797, in Austria, nel castello di Eckenwald, viene siglato il trattato preliminare di Leoben. Le firme di Bonaparte, del conte Maximilian von Merveldt e di Don Marzio Mastrilli, marchese del Gallo, hanno come effetto immediato la fine delle ostilità tra la Francia e l'impero asburgico. Ai primi di maggio, Trieste e Gorizia sono restituite agli austriaci, mentre i francesi si sistemano nei territori già appartenuti alla Repubblica di Venezia, che cessa di esistere ufficialmente il 12 maggio. Udine diventa capoluogo della Patria del Friuli, amministrata da un governo centrale controllato dai militari francesi, che non tardano ad entrare in perfetta sintonia con i responsabili della vita economica e sociale. Libertà ed eguaglianza sono le bandiere del nuovo apparato statale. Circolano nuove idee, si instaura un clima favorevole. Bonaparte è invece a Milano, intreccia relazioni, segue a distanza gli sviluppi della situazione internazionale, consolida il proprio prestigio. Lo vediamo in questa stampa mentre in luglio passa in rassegna la milizia repubblicana. In agosto i giochi sono fatti. Gli stati ricercano la pace e Bonaparte ritorna in Friuli. Per motivi di salute sceglie di stabilirsi a Villa Manin di Passariano, dove arriva di domenica, il giorno 27. Ha appena compiuto 27 anni, il 15 agosto, e prende possesso della residenza estiva dell'ultimo doge di Venezia. Bonaparte trascorre a Villa Manin quasi 2 mesi, sistemandosi in un appartamento a sinistra del Salone d'Onore. Giuseppina Beauharnais, rimasta a Milano, arriverà soltanto a metà settembre. La sede ufficiale dei colloqui diplomatici è Udine. A Palazzo Antonini di Patriarcato alloggia Don Marzio Mastrilli, marchese del Gallo, nominato plenipotenziario austriaco per le sue grandi capacità di mediazione. A Palazzo Florio, oggi completamente ristrutturato, risiede invece la delegazione austriaca, guidata dal conte di Cobenzl, consigliere di Stato e amico personale dell'imperatore d'Austria. Ed è proprio nella sala della biblioteca che avviene l'11 ottobre lo storico incidente diplomatico tra Bonaparte e gli austriaci, colpevoli, soprattutto il Cobenzl a suo giudizio, di rallentare le trattative. Volete la guerra? Ebbene sia. Ma ricordatevi che prima della fine dell'autunno avrò stritolato la vostra monarchia, come oggi spezzo questa porcellana. Il prezioso vaso donato al Cobenzl da Caterina II di Russia va in frantumi sul pavimento e Bonaparte abbandona la riunione, vanamente trattenuto dai diplomatici. Ma i tempi sono ormai maturi. Il 17 ottobre 1797, nel salone centrale di Villa Manin, si giunge alla sigla del trattato che sarà poi chiamato di Campoformido. Le firme, come le rispettive nazioni, si contrappongono vistosamente anche sulla pergamena. Da un lato il marchese del Gallo, il conte di Cobenzl, il conte di Merveldt e il barone di Degelman. Dall'altro un solo nome, Bonaparte, con la sottolineatura densa di inchiostro. Come già deciso segretamente a Leoben, la Francia ottiene la riva sinistra del Reno, da Basilea al Mare del Nord, con i Paesi Bassi e la città fortificata di Magonza. L'Austria occupa il Veneto, l'Istria e la Dalmazia. La Repubblica Cisalpina è riconosciuta come indipendente.
Il giorno dopo a Udine, nei saloni di Palazzo Antonini, presente Bonaparte, si festeggia il raggiungimento dell'accordo. I brindisi risuonano anche in questa sala che qualche anno più tardi sarà decorata in suo onore, come la vediamo ora, per ospitare più degnamente Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi. E nel vortice di queste vicende soltanto la piccola e inconsapevole borgata di Campoformido, che il caso ha voluto equidistante tra due potenti eserciti e pertanto eletta sede ufficiale del trattato, si guadagnerà per sempre un posto nella storia. Per un atto politico, siglato come spesso accade tra mille compromessi, ma almeno nei propositi indirizzato alla pace. Il 22 ottobre, di domenica, Bonaparte e il suo seguito lasciano Villa Manin di Passariano e fanno ritorno in Francia. La prima campagna d'Italia è terminata. In base al trattato di Campoformido, a partire da gennaio gli austriaci rientreranno in Friuli. A Trieste e Gorizia lo sono già.